Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast. Oggi vi porteremo in un viaggio speciale alla scoperta di una scrittrice straordinaria. Si chiamava Grazia Deledda ed è una delle scrittrici più famose della storia. Ciao, sono curiosissimo di scoprire di più. Grazia Deledda. Ma chi era questa donna? Aspetta, facciamo un passo indietro. Vi faccio una domanda. Quanti di voi hanno sentito parlare di un premio chiamato Premio Nobel? Il premio Nobel, quello che si dà alle persone che fanno cose incredibili in vari campi, come la letteratura, la medicina e la pace, giusto? Esatto, e Grazia Deledda ha ricevuto proprio il premio Nobel per la letteratura nel 1926. Ma come ci è riuscita? Beh, è una storia davvero affascinante. Grazia Deledda è nata in un'isola bellissima chiamata Sardegna nel lontano 1871. Immaginate di vivere in un posto dove ci sono montagne alte, mare azzurro e tanti campi pieni di fiori e piante selvatiche. Questo è stato il suo mondo. Wow! La Sardegna deve essere bellissima, ma come ha iniziato a scrivere? Grazia amava raccontare storie sin da quando era piccolina. Si dice che le sue storie venissero dalle leggende e dalle tradizioni della sua terra. Immaginate che lei riusciva a raccontare le emozioni delle persone con parole così belle che sembrava di vivere davvero quello che raccontava. Allora scriveva solo per divertirsi? In realtà Grazia scriveva perché voleva raccontare al mondo intero come si viveva in Sardegna. Le sue storie parlavano di amore, di tradizione, di dolore e di speranza, ma lo faceva in modo molto speciale, con una lingua che sembrava dipingere le immagini nella testa di chi leggeva. E nel 1926 tutti i suoi sforzi sono stati premiati. Grazia Deledda ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. È diventata famosa in tutto il mondo per i suoi libri. E indovinate un po', è stata la prima donna italiana a vincere questo premio. Wow, che emozione! Quindi Grazia è diventata una vera e propria star della letteratura. Ma cosa c'era di così speciale nella sua storia? Grazia scriveva col cuore. Le sue storie non erano solo racconti, ma anche un modo per far conoscere la sua terra, con tutti i suoi colori, i suoi odori e le sue emozioni. E non aveva paura di parlare anche di cose difficili, come le lotte della vita quotidiana. Quindi Grazia Deledda non era solo una scrittrice, era anche un po' una finestra che ci ha permesso di guardare dentro la sua Sardegna piena di storie da raccontare. Esatto! E anche se sono passati tanti anni dalla sua morte, le sue storie vivono ancora e continuano a emozionare chi legge. Forse la prossima volta che vi troverete a leggere un libro, pensate a Grazia Deledda e al suo mondo fantastico. Grazie per averci ascoltato. Speriamo che vi sia piaciuto questo viaggio nella vita di Grazia Deledda. Alla prossima amici! Arrivederci e continuate a leggere!